L'83% dei 173 comuni friulanofoni assicura la segnaletica stradale bilingue italiano-friulano nel proprio territorio. Nello specifico il 91% dei comuni della provincia di Udine, 73% Pordenone e 75% di Gorizia. Un dato in linea con le norme di tutela delle lingue minoritarie stabilite dal Consiglio d'Europa e ratificate dallo Stato. Da questo punto di vista il Friuli Venezia Giulia è dunque una delle regioni più virtuose nell'Unione Europea. A svolgere supporto e consulenza linguistica nel garantire il rispetto della grafia ufficiale e della forma corretta dei toponimi, l'ARLEF, l'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane. Il servizio è indirizzato a tutti i soggetti pubblici o privati che hanno necessità di apporre la segnaletica e cartellonistica in lingua friulana, e l'ARLEF ha realizzato una pagina web con tutte le indicazioni su come procedere, gli esempi di segnaletica corretta ed errata, accessibile tramite il sito www.arlef.it. Il bilinguismo visivo non riguarda solo la segnaletica stradale ma anche la cartellonistica, i supporti visivi in genere e i mezzi di trasporto. E proprio in questi giorni l'ARLEF ha emanato un bando che scadrà il 16 settembre a favore degli enti locali sulla cartellonistica esterna agli edifici, quella informativa o turistica e i supporti visivi sui mezzi di trasporto.